dovrebbe essere un altro fratello. Pace a te, Eccomi. Dio ti benedica, sei proprio bello davanti a noi. Lasciati Grazie, guidare pastore dallo Cataldo. Spirito Santo, vai tranquillo e convogliamo i fratelli che pregano insieme con noi perché abbiamo bisogno che pregano pure Amen. loro con noi. Gloria al Amen. Signore, sotto questa grande tenda dobbiamo essere tutti di pari sentimento per cercare Dio. Anche tu, fratello, sorella, dove ti trovi, forse sei all'altra parte del globo in Nuova Zelanda, dove ti trovi, appressiamoci a Dio, perché Dio risponde. Vai, fratello Carmelo, come il Signore ti guida, tranquillo. Grazie, pace fratello. Allora, io volevo leggere un brano da Giobbe, capitolo 33. Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, un solo tra mille, che mostra all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo. Egli torna ai giorni della sua giovinezza, implora a Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di comprendere il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto. Amen. È vero, noi stiamo vivendo un tempo molto particolare, Dio ci incoraggia, ci ha incoraggiato anche in questi tempi grazie a, a situazioni politiche, ha impedito anche qualcosa che era contro di noi, contro il volere di Dio. Eh, Voglio incoraggiare ognuno di quelli che ci sentono, soprattutto la Chiesa, che uno solo, se c'è uno solo tra noi, un solo messaggero che si mette alla presenza di Dio con cuore, con mente, con tutto se stesso e implora a Dio, Dio ascolta quell'unico messaggero, quell'unico angelo e muove la sua mano a favore dell'uomo, muove la sua mano in nostro favore. Noi sappiamo che questo messaggero perfetto, se vogliamo chiamarlo così, è il Figlio di Dio, Gesù, è venuto per noi, per la nostra salvezza. Quanto più l'ha fatto Lui per noi, noi lo dobbiamo fare per gli altri. È nostro dovere interpellare Dio. Noi siamo uno solo tra mille. Io sono uno tra mille dei miei conservi, insieme ai miei conservi, e insieme facciamo un grande popolo, insieme vogliamo intercedere per questa terra, per questa nazione, vogliamo che lo Spirito Santo veramente agisca e che porti un risveglio potente. In merito a questo voglio leggere anche un solo versetto di uno re, capitolo 18, versetto 33. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il torelle e pose sopra la legna e disse: riempite 4 brocche d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Amen. Questo riempimento di brocche è stato fatto per ben 3 volte su questo olocausto. Molti di noi pensano che quest'acqua rappresenti il miracolo impossibile che Elia ha voluto fare in quel giorno. In realtà rappresenta anche il donare le cose preziose, perché in quel tempo c'era mancanza di acqua, ci fu una grande siccità che durò tantissimo tempo, più di 3 anni. Elia prese le cose preziose che erano sue, che erano del popolo, che erano necessarie al popolo, cioè l'acqua era un elemento essenziale, e la offrì insieme all'olocausto. Dopo che Elia invocò il Padre, venne un fuoco dal cielo che consumò il torello, la legna, le pietre, l'acqua, consumò tutto. Fratello, sorella cara, io ti voglio invitare a dare le tue cose preziose a Dio, perché il risveglio, il fuoco dal cielo viene nella misura in cui noi diamo le cose preziose, le nostre cose preziose a Dio, soprattutto per quanto riguarda il nostro tempo, il nostro pensiero, il nostro sapere fare. Quello che è prezioso per noi lo dobbiamo dare a Dio, sapendo anche che non lo stiamo perdendo, perché è vero, Elia ha dato la cosa preziosa, l'acqua, ma è anche vero che dopo che è sceso il fuoco, Elia ha annunciato che sarebbe venuta la pioggia in grandissima abbondanza sulla terra. Quindi le cose preziose Dio le moltiplica nella nostra vita, nelle misure in cui noi le doniamo a Lui. E la Chiesa ha bisogno oggi di persone che dedicano la propria vita, soprattutto dedicano il proprio tempo, quello prezioso, le cose preziose, alla presenza di Dio nella propria stanzetta, uno solo, no? Uno solo tra mille, ci dice la parola,
è potente da poter muovere la mano di Dio, se poi quell'uno sono 1000 è ancora più potente da poter muovere il cuore di Dio verso un'intera nazione. È vero, se il mio popolo sul quale invocate il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Quindi coraggio, tu non sei un nessuno, tu sei uno che alla presenza di Dio conta. La tua preghiera è importante, il tuo tempo è importante e prezioso dalla Dio. Voglio unirmi in preghiera ai fratelli che hanno pregato prima di me, a quelli che ci seguono da casa, soprattutto insieme alla Chiesa, perché la Chiesa deve risvegliarsi. Questo è un tempo in cui dobbiamo risvegliarci, è necessario, dobbiamo avere questo dentro di noi, nel nostro cuore, dobbiamo avere questo dolore dentro di noi che le persone non vengono salvate, c'è necessità urgente che le persone vengano portate a Gesù. Signore Dio Padre, io ti ringrazio, grazie perché niente, Signore, mi è dovuto, niente ci è dovuto. Quello che ci doni, Signore, è qualcosa di meraviglioso, di meraviglioso. Quello che ci doni, Signore, ce lo dai per amore, per grazia, perché l'abbondanza che hai messo nella nostra vita, tu vuoi e desideri che noi la mettiamo nella vita degli altri. Tu vuoi che la pioggia scenda sulla nazione, tu vuoi che lo Spirito Santo tocchi questa nazione, che venga toccata e risvegliata con potenza. Tu vuoi che i tuoi figli si alzino in piedi, come ho sentito negli interventi precedenti. Tu vuoi una chiesa, che dia se stesso e si prepari per questo evento meraviglioso. Porta, Signore, un risveglio nei cuori delle persone, porta un risveglio nei cuori nel cuore di questa nazione, nei nostri politici, ma anche nelle persone comuni. Abbiamo bisogno, Signore, di vedere il fuoco scendere dal cielo. Signore, vieni in soccorso a questa terra che è, Signore, nell'aridità, nel deserto, nella siccità. Noi vogliamo vedere la pioggia scendere. Tu hai chiamato un uomo a compiere un miracolo, ma qua, Signore, siamo molti di più. La Chiesa, la tua Chiesa è composta da migliaia, milioni di uomini e donne che in questo momento ti stanno implorando, stanno piegando le loro ginocchia davanti a te, ti stanno chiedendo, Signore, scendi, vieni su questa nazione, vieni a liberarla da ogni male, da ogni spirito malvagio che la tiene legata, da ogni spirito celeste che vuole sottomettere questa nazione ai demoni. Nel nome di Gesù tu sei più grande, tu sei più potente, tu sei il più forte, tu sei il glorioso in assoluto. Muoviti, Signore, in nostro favore, ascolta il tuo popolo che ti implora, che si mette davanti a te in ginocchio e ti chiede, Signore, stendi la tua mano oggi. Noi vogliamo vedere un nuovo risveglio, noi vogliamo vedere una nuova pioggia scendere su questa nazione, noi vogliamo vedere l'unzione scorrere come fiumi. Vieni, Signore. Ti prego, intervieni, ti preghiamo, Signore, intervieni. Stendi la tua mano su coloro che ci stanno sentendo questa sera per la prima volta. Tocca i loro cuori. Signore, tu sei potente. Niente ti è impossibile, anche attraverso il mezzo della televisione, attraverso il web. Signore, tu puoi stendere la tua mano e ascoltare la voce dei tuoi servi. Ti presentiamo tutti coloro che in questo momento stanno passando per caso su questo canale e vedono e sentono la gloria scendere. Stendi la tua mano su di loro, veramente tocca, riempili, tocca i loro cuori, fa, Signore, che possano essere riempiti dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo li possa toccare e convincerli che di peccato, ma il peccato più grande è che non ti hanno avuto fino ad oggi, è un peccato non averti nella propria vita. Stendi la tua mano, Signore, libera le persone, libera le persone. Ti voglio chiedere, Signore, anche una cosa particolare. C'è questo canale in Italia che parla della tua parola. Tutti gli altri canali, Signore, di tutto parlano, tranne che di Dio. Anzi, molte volte parlano anche del contrario. Vogliamo chiedere benedizioni anche su coloro che dirigono queste televisioni. Vogliamo chiedere benedizioni su coloro che creano le pubblicità, che creano i film, i registi, Signore. Vogliamo che il tuo spirito possa agire anche in quella direzione. Vogliamo più persone in quegli ambiti che si alzino, capiscano la necessità di cambiare direzione, vengano verso di te, che agiscano per creare programmazione più sana. Intervieni, Signore.
Tu sei il Dio dei miracoli, niente ti è impossibile. Tu sei il Dio della potenza, niente ti è impossibile. Tocca, Signore, i cuori, fa che in quei canali, in quelli del mondo, Signore, ci siano più figli tuoi che possano testimoniare la tua gloria, che possano testimoniare il tuo regno, che possano parlare alle persone con potenza e liberarle e aprire loro le menti e aprire loro i cuori. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Stendi il tuo braccio questa sera su tutta la tua chiesa affinché si elevi e con una sola voce, con un solo canto, possano venire alla tua presenza. Vogliamo ringraziarti. Grazie per l'opportunità che mi hai dato, Signore, che ci dai come tuoi servi di parlare della tua parola, di annunciare la tua parola. Grazie perché sappiamo che niente è perduto, ogni parola non è mai persa, la tua parola soprattutto produce sempre frutto in abbondanza. Grazie perché tu hai ascoltato questa sera ognuno di noi, ognuno di quelli che sono in ginocchio, ognuno di quelli che piangono, ognuno di quelli che soffrono per i propri amici, per i propri familiari, ognuno di quelli che davanti a te implora la tua grazia, la tua misericordia. Grazie perché tu sei un Dio buono e potente, niente farai mancare. Tu nelle tue mani hai ogni cosa, tu controlli ogni cosa, tu dirigi ogni cosa. Noi, Signore, vogliamo solamente essere strumenti nelle tue mani per fare la tua volontà e riempire questo mondo, questa terra, questa nazione della tua gloria. Ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sei buono sempre. Tu sei degno sempre, la tua bontà non finisce mai, dura nei secoli dei secoli. Grazie, Signore, per tuo Figlio Gesù, grazie per il sangue che ha versato per noi, che ha versato per questa nazione, per questo sangue. Noi vogliamo questa nazione libera, noi la vogliamo vedere risvegliata, noi vogliamo fare parte di questo risveglio, vogliamo vedere questa grande nazione che viene davanti a te, chiede perdono per i propri peccati, si umilia, prega, cerca la tua faccia e torna indietro dalle proprie vie malvagie. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, affinché ogni demone possa piegarsi e non permettersi più di sottomettere questa nazione alla sua volontà. Noi vogliamo che questa nazione si sottometta alla tua volontà, alla tua gloria, Signore, e che possa ricevere la benedizione dal cielo, la pioggia. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Grazie, Signore. Tu sei meraviglioso, degno di lode, di gloria e di onore. Amen. Grazie, Gesù. Alleluia. Grazie, grazie, grazie Carmelo, Dio ti benedica e si serva di te dovunque ti muove, che cosa tu fai, perché lo Spirito Santo ti avvolga in un modo speciale e si serva in un modo potente. Dio ti benedica e grazie. Pace, tante benedizioni. Un abbraccio dalla Grazie, Sicilia. pace, pace, caro pace.